Una sede che per soluzioni architettoniche e tecnologie innovative può rivaleggiare con metropoli come Milano o Londra. È anche questo il fine che ha mosso la famiglia Benetton nel recupero del palazzo dell'ex tribunale in Piazza Duomo a Treviso, ora trasformato nel quartier generale di Edizione Holding. Questo era un edificio, ovviamente come tutti sappiamo, di epoca austro-ungarica, fu creato dagli ingegneri che lavoravano per il governo austriaco per creare degli spazi puramente funzionali all'amministrazione della giustizia e all'amministrazione penitenziaria. E crediamo che il nostro intervento sia riuscito veramente a ridar vita a un ambito che era dismesso in pieno centro storico, ovviamente con problemi strutturali anche molto importanti, ma soprattutto abbandonato e non fruibile né dal pubblico né dal privato. Addirittura con il baricentro spostato. Sì, i primi studi strutturali ci hanno veramente scoraggiato perché si trattava di un edificio che in qualsiasi momento avrebbe potuto subire dei crolli anche molto importanti. Il baricentro era continuamente spostato, era perfettamente spostato dall'asse e anzi alcuni degli ultimi magistrati che hanno occupato questi uffici ricordano la rilevanza delle vibrazioni che sentivano ogni volta che passava l'autobus. L'intervento è stato un intervento di altissima ingegneria strutturale che ha permesso con delle tecniche oltretutto perfettamente coerenti con un restauro conservativo come quello che è stato attuato di riportare l'edificio in perfetta sicurezza antisismica, ma anche di ricrearne delle nuove funzioni come quella che avete visto al piano seminterrato e come questa del piano sottotetto. Quindi un edificio che probabilmente non avrebbe potuto ospitare tutte queste persone che sta ospitando attualmente se non si fosse intervenuto anche su questi due ambiti che erano esclusivamente di tipo tecnico. Dopo oltre un anno, i lavori progettati dall'architetto Tobias Scarpa e realizzati dall'impresa CEV e da un pool di aziende locali sono ormai compiuti e nel palazzo sono al lavoro i circa 70 dipendenti di Edizione SRL, Edizione Property, che cura il patrimonio immobiliare e delle singole società dei vari rami della famiglia. Edizione è la finanziaria della famiglia Benetton ed è la capogruppo di importantissime imprese italiane e internazionali, tra le quali ricordiamo Atlantia, ovvero le autostrade italiane e aeroporti di Roma, ricordiamo Autogrill, sia in Italia che all'estero, ricordiamo Benetton Group, ricordiamo Olympias, ricordiamo tutta l'attività immobiliare. Complessivamente Edizione ha un valore di oltre 10 miliardi di euro e questa è la sede che rappresenta il vertice, rappresenta la sede operativa da cui vengono gestite tutte le partecipazioni e le attività operative della società. Molte le soluzioni tecnologiche adottate negli oltre 3.000 metri quadrati della struttura, a partire dalla nuova autorimessa interrata con una rampa d'accesso stile ponte levatoio che scompare in 45 secondi, o gli uffici modulari con pavimenti magnetici sollevabili e modificabili. Allora, in quest'ala dell'edificio sono stati utilizzati tutti gli arredi che ripercorrono la storia del design che è stato finanziato dal gruppo Benetton. Ad esempio tavoli che erano in altre sedi, nella sede di New York, in Villa Minelli o altrove, che con molto buon gusto e molto garbo sono stati portati qui, restaurati e ricollocati per continuare la loro vita funzionale che può durare ancora molti anni. Quindi grande rispetto per la storia, il ricordo del passato, di tutto ciò che i signori Benetton hanno amato, che è anche stato prodotto, perché in parte questi arredi sono stati prodotti e poi destinati al retail delle case produttrici di arredo che li hanno messi in produzione, però qui riportati a nuova vita e ricollocati con grande attualità, perché sono tutti dei pezzi che possono essere considerati delle vere opere d'arte del design italiano e che arredano con grande prestigio anche spazi di questo tipo. Questo tavolo era dove? Questo tavolo era nella nostra sede di New York, in Fifth Avenue, è stato riportato a casa, sverniciato e riverniciato con una finitura opaca per renderlo maggiormente attuale. E brilla di luce propria in questa sala particolarmente importante. C'è una curiosità anche sul disegno del pavimento. Sì, il pavimento è un pavimento che è stato disegnato dall'architetto Scarpa con questi intarsi in essenze diverse. C'è una modularità, anche se non è immediatamente percepibile ai più, che ripercorre lo stesso disegno ogni circa 4 metri, quindi il montaggio non è un montaggio casuale, ma è un montaggio che è stato seguito tavola per tavola, e direi che
risulta un segno di maggiore eleganza di queste stanze rispetto ad altre, ma senza un appesantimento inutile. Oltre all'edificio principale verranno recuperati anche i contigui stabili delle ex carceri, probabile sede di esposizioni d'arte e l'ex sede del giudice conciliatore.